Buongiorno, oggi mi trovo vicino al lago di Lavarone. La giornata è splendida, come potete vedere il sole sta scaldando e tra un po' penso che cambierò anche la maglia perché l'intimo, pur essendo estivo, mi sta tenendo abbastanza caldo. Tanto per dirvi come sta scaldando il sole e siamo, vediamo un po' se riesco a dirvi l'ora, alle 9:24 primi. Guardate che spettacolo, che giornata meravigliosa. Che troviamo qui. Adesso caffettino e brioche, perché comincio a sentire fame. E adesso colazione in riva al lago. Brioche noci acero. E adesso ci facciamo un giretto lungo le rive del laghetto, così stiamo tranquilli. Oh, vedi qua è arrivata un'altra moto, io l'ho messa di traverso perché prima non c'era nessuno. Vabbè, ma ci stiamo tutti. Ah, che bella sta moto, per forza è la mia. Dai, andiamo. Che spettacolo. Qui c'è già la gente che prende il sole, per dire la bontà della temperatura stamattina, anche se devo dire che lì all'ombra con l'arietta era un po' freschetta, ma quando passi al sole già cambia. Guardate com'è tenuto qua, tutto come un giardino, erba tagliata, tutto ben pulito, curato. Sì, guardate anche qua, che spettacolo. Sì, diciamo che in Trentino sanno dar valore al territorio, sanno riconoscere il valore di ciò che hanno, forse così dappertutto, però vabbè dai, andiamo qua all'acqua, com'è? Ricca di pesci, quindi è pulita, eccola lì, spettacolo, che bello. Ahia, sono finito in mezzo all'acqua. Adesso attraversiamo questo ponticello e vediamo se trovo una panchina per sedermi e restarmene un po' tranquillo in riva al lago. Eccolo qua, seduto tranquillo all'ombra in questo panorama fantastico, a osservare i pesciolini che si muovono in acqua. Ammirate che vialetto, mamma mia. Venire a fare una corsa qui con i miei cani, a fare il giro del lago, fantastico. Ok, andiamo a farci un giro
Qui attorno al perimetro del laghetto, vediamo fin dove arriviamo. Che meraviglia. Oggi veramente mi dispiace non essermi portato abbigliamento per cambiarmi, rimanere qui a copertina, magari steso al sole, un po' all'ombra, un po' al sole, aver trascorso la giornata qui in pieno relax. Però previsioni meteo prevedono un periodo a breve termine di bel tempo e quindi tornerò sicuramente nei prossimi giorni. Si sta veramente bene qua, tranquillo, ci sono persone ma non troppe. Ed è tutto veramente fantastico. Da qui partono diversi sentieri, ma anche se sono brevi, non ne ho visti prima, che indicano anche destinazioni lontane. Oh mamma, guarda qua, guarda qua che spettacolo, che parola, ma che bello sto posto, che bello. Guardate quante pescioline che ci sono. Prima ho visto una carpa, sarà stata almeno 3 kg dalla sagoma che si vedeva. Da questo punto andiamo in varie direzioni, c'è anche un itinerario mountain bike, quello al Precimbra. Vabbè. Proseguendo dritto per questa strada si va alla Pineta. Però oggi non ci vado perché mi sto letteralmente cuocendo sotto il sole. Mamma mia che forte. Come avevo detto prima, se mettevo la maglietta a maniche corte era meglio. Ma forte forte il sole qua. Questa sembra essere una gelateria, un bar. Bello. Tutto fiorito. Guardate come sono tenuti i prati qua, che poi diventano spiaggia alla fine, tra virgolette spiaggia, nel senso che se uno si vuole mettere a prendere il sole, copertina, si sdraia ed è a posto. Guardate qua, tutto tenuto perfettamente. Wanna clear a bottle of Cabernet, wanna stay home, not even drink, wanna get out of my own head, wanna lay down, overthink, I wanna cry every tear I got, put on a dress, be a stranger's dream, lock up this heart of mine, wanna wear it on my Che meraviglia, I kinda wanna hate che you, posto. but I wanna love you too, I wanna hold you close and let you go, find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up in two, what's killing me the most is knowing two things can be true, wanna throw
away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Ecco lì il trenino che ti fa fare il giro per il lago. Guarda che figo. Aspetta che mi sposto. Dove si ferma questo? Deciso di venire a rossa. No. Ok, dai. Adesso mettiamo un attimo e andiamo verso le montagne della Folgaria, poi verso il Dezena. Allora vediamo un po', ok. Pazienza. Siamo attenti qua. Questo è tutto compatto, si fare parecchio. Rollante stretto, auto, vediamo qua se riusciamo a passare, ok, dai che ce la facciamo, piano, ok, dai. Adesso siamo partiti dalla lago di Averone, ci dirigiamo verso il passo Vezzena. A un certo punto deciderò se tenere per Luserna, Mille Grobbe, che è probabile perché l'ultima volta ho fatto la strada che porta direttamente al Vezzena e quindi ci arriveremo dall'altra parte. Ma è bene anche cambiare strada ogni tanto, no? Così facciamo strade nuove, conosciute ma percorse non di recente. Si sistema qua il colletto, ok, dai, microfono. Vabbè, ho montato la gabbietta di protezione sulla mia Insta-X 4 Air, chiaramente ho aumentato decisamente il peso, soprattutto a sbalzo con il selfie stick, quindi pianificando un po' quel che è il risultato della progettazione delle Insta 4 Air, che essendo di dimensioni più piccoline rispetto a un X5 e un X4 risulta essere più leggera. Comunque vabbè, per il momento non mi sembra di avere grosse difficoltà e procediamo con calma, senza fretta, così intanto ci vistiamo il panorama e andiamo avanti. Anzi, da qui a breve dovrebbe vedersi anche il drago di Vaia, il secondo, eccolo là su alto, in alto alla sinistra. Primo l'hanno incendiato,
qualche vandalo, e il secondo è lì e speriamo che si rimanga per sempre. A questo punto noi teniamo per Luserna. L'ultima volta che sono salito sono andato diretto al passo Vezena, ma cambia poco, però ho deciso che oggi andiamo da questa parte. Luserna, in Le Grobbe, passo Vezena e poi giù per la Valdassa sì. Bella anche questa strada. Qui a destra si intravedono la pista da sci con il ponte, eccolo lì, guarda che figata. Anche questa strada è una meraviglia da fare, non è molto trafficata, anche se capita di incontrare altri veicoli, ma sempre bella. Per fare con prudenza perché ci sono delle curve qua anche strette, quindi meglio non arrivare a cannone. Ormai siamo arrivati a Luserna, un po' passeremo per il centro del paese, dove si possono trovare un paio di locali dove poter pranzare o cenare proprio niente a male, in cucina casalinga. Dove si apre scenario fantastico. Luserna. Guardate che bella chiesa. C'è anche un museo alla sinistra. Paesino piccolino ma carino, proprio bello, molto bene. Ok, prendiamo a sinistra così andiamo verso Le Grobbe, eccolo lì, e il Vezena. Qui sono che bei sentieri per andare a camminare fino al forte Luserna, sì, sembra che sì. Qui si può anche pranzare, c'è una bellissima spa a disposizione di chi prenota. Vediamo perché qua è starato. Bel posto anche qui per venire a passare qualche ora in tranquillità. In inverno si scia, si fa sci di fondo ovviamente, capiamo perché qua se mi scio dall'anteriore mi ritrovo il naso per terra. Bellissimo anche qui. È un bel po' anche che non ci vengo. Non mi fermo perché ho fretta di tornare. La prossima volta ci fermiamo
Noi mangiamo, pranziamo anche. Lì davanti il Portule, sotto al Portule troviamo la Val Formica. Qui alla mia sinistra in questo momento Spitz d'Ezzena, dove c'è anche il parco, adesso ce lo vediamo di fronte, ecco qui, come c'è il forte, qua il forte, devo andare a vedere, non mi ricordo qual è il forte che sia stato. Bene, siamo giunti al Passo d'Ezzena, adesso un breve pit stop per sistemarci un attimo. Mi sa che torno indietro su quella baita lì, che mi piace, non ci sono mai stato. No, neanche una moto oggi, Dio santo, come mai? Un ciclista lì e io, pazzesco. Aia, i locali, già ce ne sarebbe uno anche lì, locale bello. Però non sono mai entrato allo Spitz, Chalet Spitz. E allora, poi andiamo qua. Cazzo. Ok, stop. Bene, siamo giunti al Passo Ezzena. Io adesso mi fermo qui e prendo qualcosa da mangiare al volo e poi penso che mi fermerò qui con le riprese, perché la Val d'Assa non è neanche così spettacolare, comunque è piena di buche nell'asfalto e quindi tenere il selfie stick esposto non mi fido, perciò il giro si conclude qui. Guardate che posticino carino. Da qui parte anche la sitoria per la pista. Andiamo a vedere, camminare aperto e adesso andiamo a vedere cosa possiamo prendere per mangiare. Bene, buon appetito. Portabici che funziona bene anche da appoggio. La mia non si sta ignorando. Guardate quel cielo, non mette niente di buono. Bene, mangiato un buon panino, uno speck formaggio e dei peperoni veramente squisiti.
birrettina. Guardate alle mie spalle, mi sa che il tempo, com'è? Vediamo dove sono le nuvole. Insomma, non promette mica tanto bene. E quindi adesso metto via tutto, salgo sulla cappona che è lì che ci sta aspettando. Ah, che bella che è. E ritorno al prossimo giro.